Giovedì scorso, 8 luglio, organizzato dal Comune di Siculiana e dal Borgo Marinaro di Siculiana Marina, nella suggestiva piazzetta San Pietro di Siculiana Marina ha avuto luogo la manifestazione del cartellone estivo Estate Mediterranea 2021, dal quartiere Casale a Torre Salsa, passando per il Borgo Marinaro. A questo appuntamento culturale è stato presentato Sciuriddi di Lume Paisi, una serata in ricordo del poeta di Siculiana Stefano Bissi. Dopo l'iniziale intervento del sindaco Peppe Zambito è seguita la relazione della professoressa di storia e tradizioni popolari Franca Pirolano. Ha moderato i lavori il dottor Carmelo Radellini. Il poeta siculianese Stefano Bissi, classe 1916, è stato apprezzato da diverse generazioni del suo paese per aver svolto con grande diligenza e professionalità il delicato compito di insegnante per circa 40 anni nelle scuole elementari. Quanti giovani, oggi seri quotati professionisti, hanno seguito tra i banchi le sue interessanti lezioni. Uomo generoso, non lesinava di mettersi a disposizione della comunità ed anche durante il servizio militare, da ufficiale di complemento, volle dedicare il suo impegno di maestro alle reclute analfabete e organizzato anche spettacoli ricreativi quale dirigente del complesso artistico del 16° Corpo d'Armata. Da sempre inoltre ha saputo esprimere il naturale suo bisogno di comunicare incisivamente col mondo degli uomini e delle cose, scrivendo con vena giovanile sia in vernacolo che in lingua, lavori comico-satirici e pregevoli liriche di vario argomento e musicando con freschezza di motivi arie e canzoni di sua composizione. Oh, me compare donna Mararrosa, come ci porta gira sti viola? Ad aspettamone, com'è c'è cosa? Incompetenza per dire la parola, ma c'è nudo che vicino che ne sente, perché su cose chiste delicate, manco le musiche da sapere niente. Ma signore, no, parlate. Perciò, se può ricevere l'onore, Giuseppe Scaglia, buona busta figlia. È un bel giovane travagliatore e miata chi già chi si piglia. E voi che ci date? Pepe a bruscecco, la crapa, un margaglione che spicchia. È la salute che ci vuole, Ecco, c'ho meglio da costiere per mia. Mio figlio non ha niente, la sape fare. Perché isso c'ha l'oro nelle mani, sciammuzza e sa tessere e filare. E con l'oliva poi si mangia un pane. Sì, un giro di bello Antonio Mazzo, che c'hanno a dire? Ma caro ognuno. Certo, che io che tu capozzo faccio, per me non manca. E che dici uno, lassati, che ne parla ma stupido. È scritto che le pesci del mare, per davvero, vacca come che dico, sono destinati con la a mangiare. E allora me ne va in santa pace, la parte me la dice, e la risposta. Vedemmo. Adesso non c'è meglio e mi piace. Vedemmo, casomai ritorno a posto.